Inizia sotto il diluvio l'era di Giovanni Ignoffo come nuovo allenatore del Marsala e inizia in una sfida tutt'altro che semplice contro la Don Carlo Misilmeri di mister Tommaso Napoli che va a caccia di punti playoff. Questo è il benvenuto degli Street Boys, dei tifosi azzurri, al loro nuovo condottiero arrivato al posto dell'esonerato Filippo Chinnici. Poi la partita può cominciare con tanti screzi, con tante scaramucce e anche con qualche problema legato al terreno di gioco che è ai limiti dell'impraticabilità. In ogni caso le due squadre provano ad affrontarsi a viso aperto. Qui la prima occasione costruita dalla Don Carlo Misilmeri in realtà è fortuita, ma alla fine Scuffia riesce a evitare guai, ad evitare sorprese. Poi sale in cattedra del Marsala con questa azione sulla sinistra, il tentativo di girata, la palla che rimane lì e alla fine arriva la parata da parte dell'estremo difensore misilmerese, poi calcio di punizione tentato dalla distanza, la parata in bagger e poi l'erroraccio sotto porta con la sfera che si perde fuori, ma all'improvviso succede questo. Mattaliano alza questo campanile, la palla rimbalza nel cuore dell'area di rigore, cambia traiettoria e si insacca alle spalle dell'estremo difensore della Don Carlo. Vantaggio a dir poco fortuito, a dir poco casuale e balordo per il Marsala, che in ogni caso si scrolla di dosso un po' di paure e passa a condurre la partita. A questo punto arriva la reazione della Don Carlo Misilmeri con la discesa sulla sinistra di Ruffino che arriva sul fondo, mette in mezzo il pallone e c'è l'anticipo ai danni degli attaccanti oggi in maglia blu, con Giardino a fare buona guardia al centro dell'area di rigore. Poi questo tentativo in inserimento da parte di Brasolin con la palla che si perde fuori. Con le immagini passiamo al secondo tempo con la Don Carlo che cerca di attaccare. Qui la conclusione dalla distanza viene controllata dopo il tentativo di Sanz, ma di fatta si trovava in fuorigioco. Poi insiste con Garriga. La Don Carlo Misilmeri reclama questo calcio di rigore per un presunto tocco con il braccio, non secondo il direttore di gara, che lascia proseguire qui le immagini con maggiore zoom. Occhio a questo calcio di punizione, ancora Garriga che ci prova dalla distanza, uno dei primi tentativi verso la porta, con la parata a mani aperte a volo d'angelo da parte di Tommaso Scuffia. Poi si fa male anche il signor Savoldi, direttore di gara, che incespica sul terreno di gioco. Per fortuna niente di gravissimo per lui, ma attenzione a questo calcio di punizione per il Marsala, perché c'è Gino Giardina sulla palla, il difensore conta i passi, fa girare il pallone che scavalca la barriera, batte il portiere della Don Carlo. 2-0, non poteva che essere lui, uno dei condottieri del Marsala, a realizzare il punto del 2-0 e poi si lascia scivolare sul fango del Lombardo Angotta davanti ai tifosi del tifo organizzato del Marsala che a questo punto vede mettersi la partita in discesa, prova ad attaccare quantomeno per accorciare le distanze alla Don Carlo, ma qui su questa conclusione che si perde sopra la traversa vaniscono di fatto alcune delle ultime speranze, delle ultime chance per la squadra di Tommaso Napoli, che poi attacca dall'altra parte ancora con Garriga e la palla che si perde fuori, e sul rinvio da parte di Scuffia termina la partita. Il Marsala torna a vincere e lo fa davanti al proprio pubblico contro la Don Carlo Misilmeri in un autentico scontro diretto playoff. Inizia bene l'era di Giovanni Ignoffo sulla panchina dei Lilibetani, che rosicchiano 2 punti alla capolista Licata. Da Sportisire è tutto, alla prossima!